Bene, io in realtà non voglio rubarvi molto tempo perché, come sempre, i saluti, lo dicevamo ieri con Salvatore, rubano spazio alla discussione che poi costituisce il succo delle ragioni per cui siete tutti quanti convenuti. Purtroppo volevo innanzitutto scusarmi e esprimere il mio rammarico per non essere presente con voi quest'oggi su un tema che mi interessa particolarmente, ma per ragioni di salute non posso appunto partecipare. Volevo poi portare i saluti del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, professor Roberto Pinton, appunto in qualità di suo delegato, e insieme ai saluti ovviamente ringraziare tutte le persone che hanno concorso, le istituzioni che hanno concorso alla riuscita di questa iniziativa. In prima istanza la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che costantemente sostiene e stimola e dialoga con l'Università degli Studi di Udine sul territorio dell'Isontino. In secondo luogo, Promoturismo FVG, con cui le iniziative condivise e attive sono numerose, e nuovamente credo che sia un pochino un segnale della necessità e anche dell'opportunità di intraprendere azioni che possano essere mutualmente benefiche per l'istituzione, ovviamente sul piano didattico e scientifico, e per l'istituzione universitaria, e per Promoturismo il contributo scientifico che possiamo eventualmente dare alla sua azione sociale ed economica sul territorio. Ed InfoFactory che ugualmente contribuisce a questa iniziativa. Il tema mi sembra di tutto rilievo perché in qualche maniera è un ottimo esempio della coniugazione tra discipline umanistiche e STEM, che caratterizza anche il piano strategico dell'Ateneo recentemente varato, non ultimo, oltre al centro che dirige, di cui si occupa l'amico e collega Salvatore Amaduzzi. Ricordo la recente creazione del centro AI for CH, Artificial Intelligence for Cultural Heritage, che coniuga proprio discipline di ambito STEM con quelle umanistiche per quello che riguarda il patrimonio culturale. Abbiamo, come sappiamo, un corso di studi triennale e uno magistrale in ambito di scienze del turismo, che cercano appunto di formare personale necessario a questo tipo di azione cruciale per la promozione e la crescita del territorio. E da ultimo, ma certamente non da ultimo, ricordo qual è di Go 2025, che proprio intorno alla questione del turismo sostenibile e culturale si articola. Mi sembra che in qualche misura siamo in una congiuntura eccezionalmente positiva per riuscire a fare sistema tra ricerca scientifica, attività di formazione superiore e azioni sociali, economiche e di valorizzazione del territorio. Quindi davvero grazie a tutte le persone convenute in questa occasione, alle istituzioni che hanno partecipato e contribuito alla riuscita dell'iniziativa, perché mi pare che consolidano esattamente questo tipo di presupposti necessari per tutti quanti. Grazie davvero e i migliori auguri di buon lavoro. Grazie Francesco, ti consigliamo di stare con noi per la prossima ora e mezza, ma vedi tu, ok? Ciao. Grazie. Lasciamo ora la parola alla dottoressa Rossella Di Giusto, direttrice generale della Cassa di Risparmio di Gorizia. Buongiorno a tutti, porto il saluto del presidente, il cavaliere Alberto Bergamin della Fondazione, che avrebbe voluto essere qui con noi oggi in questo momento molto importante, visti i temi trattati, ma purtroppo è fuori sede, e quindi con buon saluto da parte sua e buon lavoro a tutti quanti. Questo tema di ricerca, che è stato poi finanziato in parte anche dalla Fondazione, è un tema per noi assolutamente strategico. Noi già da anni lavoriamo proprio sui dati secondari per poter sviluppare la nostra programmazione, e già da anni abbiamo capito, assieme agli studi, grazie agli studi che noi abbiamo commissionato in particolare alla Fondazione Nord-Est, ma anche agli studi commissionati dalla nostra Camera di Commercio della Venezia Giulia, da Ambrosetti, che sono proprio volti a cercare di comprendere quali sono gli strumenti da mettere in campo per aumentare la competitività di questo territorio.
che il turismo è sicuramente un elemento centrale in tutto questo. Dal dire al fare ovviamente c'è di mezzo un diverso, non il mare soltanto. Quindi è chiaro che lavorare e riuscire a mettere a punto dei sistemi che grazie allo studio e alla valorizzazione di tutti i dati di cui noi possiamo disporre, dell'enorme massa di dati, in modo da poter trarre quelle informazioni che ci consentono di essere più efficaci, di capire qual è la direzione in cui dobbiamo andare per perseguire questo obiettivo, è assolutamente strategico. Ecco, 2 parole soltanto, poi anch'io non voglio rubare spazio ai lavori che sono interessantissimi. La fondazione sta, come tutto questo territorio, dovrei dire tutto il territorio regionale, sta affrontando una sfida straordinaria, che è quella che ci viene proposta dall'appuntamento del 2025, che è solo un appuntamento, ma l'appuntamento è una cosa statica. Noi sappiamo che noi dobbiamo fare un percorso. Ecco, noi stiamo mettendo in campo moltissimo di quello che noi possiamo fare, cioè lavorando con il mondo della cultura e con il digitale, per cercare di creare una leva di sviluppo turistico in questo territorio. Quindi capirete come riuscire ad estrarre dai flussi, dai dati che noi di cui disponiamo, delle informazioni che ci consentano veramente di capire che cosa si deve offrire ai visitatori perché vengano qua, per attirarli. Chi sono i visitatori che possono essere attirati? Sono informazioni assolutamente strategiche per noi e per tutto il territorio. Per cui davvero auguri di buon lavoro a tutti e che questa attività possa continuare e portarci veramente tante informazioni strategiche. Grazie a tutti. Grazie a lei e grazie alla Cassa di Risparmio di Gorizia. Ora il piacere di avere con noi Sua Eccellenza il Prefetto Raffaele Ricciardi, che ci ha onorato della sua presenza e che si alza. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Come ricordava il professor Di Cassio e la dottoressa Di Giusto, i saluti istituzionali devono essere rapidi e veloci per non sottrarre tempo al contenuto del convegno. E questo convegno, secondo me, è particolarmente interessante perché al di là di Gorizia, Nuova Gorizia 2025, capitale europea della cultura, io indosso sempre il braccialetto che lo ricorda e anche lei ho visto. La versione fluorescente. Sono stato a vedere il concerto dei Patti Smith. Esatto. E quello è stato un piccolo esempio di quello che può rappresentare, e voi lo sapete meglio di me, sarà interessante ascoltarlo, il turismo per questa regione. Perché ripeto, al di là di Gorizia 2025, riflettevo un po' di tempo fa sul fatto che da qui, da questo posto, siamo a mezz'ora da Clea, 40 minuti da Grado, 40 minuti da Trieste, 40 minuti da Udine, forse un'ora e un po' da Tarvisio e un'ora da Lubiana, una gran bella capitale europea. Altro che i confini dell'impero. Questa è la porta dell'Europa, è la porta dell'Europa e quindi significa che da qui può partire un turismo e può arrivare soprattutto un turismo da tutta l'Europa, dall'Europa dell'Est, che è un mercato interessantissimo. Allora credo che iniziative come questo, convegni come questo, che consente di studiare i flussi, big data, di cui sono assolutamente ignorante, ma dare una chiave di lettura per attrarre, come diceva lei, sempre più turisti e sempre più persone, sia un contributo fondamentale all'ulteriore sviluppo di questo territorio, anche perché è un turismo importante, un turismo qualificato, un turismo che porta ricchezza e un turismo che non porta, dal mio punto di vista, per il mestiere che faccio, problemi particolari dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per cui complimenti all'università che ha avuto la straordinaria idea di organizzare questo convegno, complimenti ovviamente alla Fondazione, a Promoturismo e a tutti coloro che lo sostengono e buon lavoro a tutti. Grazie. Passiamo ora alle relazioni ed iniziamo con Dario Bertocchi con una relazione. Siamo strutturati così, faremo 2 interventi, uno del professor Bertocchi e uno del dottor Omero su Big Data e intelligenza artificiale e poi faremo una
tavola rotonda alla quale si aggiungerà Jacopo Mestroni di Promoturismo, nella quale discuteremo e cercheremo di declinare in ambito regionale le tecnologie di cui ci avranno raccontato i due relatori. Allora, Dario, condividi. Dario Bertocchi insegna geografia e turismo, si divide tra l'Università di Udine e Ca' Foscari, è focalizzato a comprendere il comportamento dei turisti nelle destinazioni utilizzando i dati prodotti dai social network e forniti dalle compagnie telefoniche. Studia anche le questioni della sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale al fine di mitigare gli effetti negativi del turismo sui territori, sulle popolazioni. Sapete che poi ogni tanto, specialmente per uno come lui che vive a Venezia, lo vive praticamente tutti i giorni. Collabora con diversi progetti europei nel campo del turismo e della cultura. Grazie. Grazie a tutti e buongiorno a tutte e a tutti. Aperto? No? Ok, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, vorrei partire da questo. Magritte, 1929, il maestro del surrealismo, ci disegna una pipa dicendo che questa però non è una pipa reale, non è un vero e proprio oggetto, è una rappresentazione della pipa. Perché parto da questo? Parto da questo perché quando noi parliamo di turismo e ci focalizziamo solo ed esclusivamente sui pochi dati ufficiali che abbiamo, non stiamo rappresentando il turismo, non siamo in grado di descrivere bene i fenomeni turistici. E quindi se questa non è una pipa, ma una rappresentazione della pipa, non è l'oggetto reale, quindi non è la cosa. Quando parliamo di osservatori turistici, quando parliamo di analisi del turismo, basarsi solo su domanda offerta, cioè arrivi e presenze, cioè numero di teste e numero di notti spese in un territorio con dei dati ufficiali e basta, non sappiamo quasi nient'altro, non è la vera immagine, non è la vera rappresentazione del turismo attuale, del turismo d'oggi. Perché? Perché il comportamento del turista è cambiato, sta cambiando continuamente con le nuove tecnologie e l'idea di studiarlo tramite un osservatorio turistico, tramite l'utilizzo di dati che la dottoressa Di Giusto ha chiamato secondari, ma forse poi alla fine del mio intervento potremo anche ripensare, capire se veramente sono secondari oppure possono già essere considerati primari anche se non ufficiali. Per studiare bene il comportamento del turista, gli impatti appunto e come si forma il turismo nelle destinazioni, bisogna tornare indietro un po' alla teoria, quindi capire qual è il comportamento del turista. Perché adesso abbiamo dei dati che ci permettono di andare a analizzare bene il comportamento del turista. Lo facciamo grazie a quello che viene definita la visitor journey, cioè il viaggio del viaggiatore. Il viaggio del viaggiatore non parte quando lascia casa, parte quando è ancora a casa, quando sente la voglia di viaggiare e attiva quello che si chiama la pre-esperienza turistica. E la pre-esperienza turistica ha una fase che si chiama sogno, il dream. Abbiamo tutti bisogno di andare in vacanza perché ormai la vacanza al turismo è diventando un bisogno e viene attivata grazie a questa fase, il dream, la voglia di uscire, la voglia di cambiare territorio. Questo dream poi si passa a una fase sempre di pre-esperienza turistica un po' più concreta. Cioè inizio a decidere qual è la mia destinazione, quale attività voglio fare in questa destinazione, dove soggiorno, in che struttura ricettiva, cosa devo acquistare, cosa devo comprare, come arrivo alla destinazione. E quindi si passa a una fase del choose e buy, cioè nel senso la scelta e l'acquisto. Finalmente scelta e acquisto fatto, arriva il momento della mia partenza e nasce veramente l'esperienza turistica, cioè il mio viaggio, parto, arrivo a destinazione, fruisco, visito, ho un contatto con la comunità del luogo
e quindi faccio tutta la mia esperienza turistica con diversi impatti sul territorio e la mia esperienza turistica è diversa anche da altri cluster, per poi chiudersi quindi con la fase di share, di condivisione, quella definita post esperienza. Questo percorso, che in letteratura e fino all'avvento delle nuove tecnologie era un po' lineare, si doveva fare il choose del buy per poi fare l'esperienza e poi condividere, tornare a casa o al lavoro, amici e parenti, raccontare che cosa si era fatto in vacanza. Adesso in realtà, grazie alle nuove tecnologie, grazie allo smartphone, grazie al web, posso fare share, posso condividere la mia intenzione di andare in vacanza prima ancora di essere arrivato a destinazione. Cioè, finalmente ho comprato quel biglietto aereo per andare negli Stati Uniti a vedere la partita dell'NBA, posso condividere a tutta la mia comunità che andrò all'NBA, a vedere l'NBA prima ancora di fare una vera e propria esperienza turistica. I dati e le nuove tecnologie ci aiutano a studiare bene questi passaggi, e qui ho messo un po' di provider che sono del turismo ma anche non del turismo, che di sicuro influiscono, cioè hanno un ruolo importante sul comportamento e sulla visitor journey. Ci attiviamo, viene attivato il Dream anche dalle serie TV, da Netflix, che ci fanno vedere delle destinazioni che poi vogliamo andare a vedere. Instagram e tutto il lavoro dei travel blogger che stanno facendo. Nel choose buy ci sono i metamotori, ci sono le OTA, cioè i metamotori come Skyscanner, dove posso sia prenotare un hotel, sia prenotare un viaggio aereo, quindi scegliere più operatori, ma anche semplicemente vedere i video per capire che cosa fare, per capire quali sono le attività e le vere esperienze in una destinazione, per poi arrivare a capire l'esperienza, dove sono, che cosa ho visitato, quindi con Google Maps riprendere le recensioni, riprendere le informazioni, o con altri dati non ufficiali, per esempio di spending di Mastercard, riuscire a capire quali sono gli impatti economici dei flussi dei turisti nel territorio. Per poi lo share, qua ho messo TikTok, WhatsApp, ma ce ne sono altre modalità per andare a capire come vengono condivise le esperienze di viaggio. Per studiare bene tutto il comportamento del turista con queste fonti di dati, però abbiamo delle attività chiave da sviluppare. Quindi capire quali sono i dataset, capire quali sono le possibili unioni tra diversi dataset, e quindi andare a recuperare forme di dati e dargli una forma. Dargli una forma per cosa? Per fare delle analisi, ovviamente, anche analisi avanzate come di forecasting, quindi di previsione di flussi turistici, degli impatti, analisi appunto grazie alle nuove all'intelligenza artificiale, di clustering delle persone, quindi definirle bene, per poi cosa noi come università, noi come territori, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare però share anche noi, quindi dobbiamo monitorare e poi sviluppare una reportistica o una reportistica intelligente interattiva con delle dashboard, quindi dei portali interattivi. Vi voglio far vedere un po' di attività che abbiamo fatto con diverse fonti di dati, quindi i dati secondari. I primi dati secondari sono quelli che vengono chiamati user generated contents dai social network, cioè i contenuti generati dagli utenti. Quali sono? Soprattutto le recensioni che ci raccontano l'esperienza, ma possono essere le foto, possono essere i video, possono essere tutte le informazioni che un visitatore lascia nel web. In questo caso abbiamo raccolto le recensioni delle attrazioni culturali, naturali, delle esperienze, delle strutture ricettive, di tutti i ristoranti. Con questi dati siamo riusciti a capire la valutazione dell'esperienza grazie alle stelline,
no? È andata bene, è andata male, ma anche una vera e propria descrizione, che cosa hanno fatto, che cosa gli è piaciuto, quindi il testo della recensione, e ci sono un po' di informazioni che possiamo riutilizzare quando andiamo a raccogliere questi dati delle recensioni, per esempio ricostruire una stagionalità e avere delle informazioni sul visitatore, per esempio la provenienza, capire se l'utente che ha lasciato una recensione è residente in quell'area, in quella regione, è straniero o italiano. Adesso non prendete paura perché la visualizzazione è abbastanza un po' impegnativa, ma in realtà questa, con tutte le recensioni scaricate della destinazione Bolzano, siamo andati a costruire con l'analisi di rete il comportamento nel settore agroalimentare. Cosa troviamo? Troviamo due reti distinte, quella all'interno del cerchio blu e quella all'interno del cerchio rosso, che sono rappresentate da ristoranti che sono stati visitati e recensiti insieme. Quindi ho recensito il ristorante A, B e C e quindi questi rientrano nel cluster blu o nel cluster rosso. Che cosa vediamo? Che nel cluster blu, cioè nel cerchio blu, sono soprattutto i ristoranti della cucina italiana, e quindi troviamo veramente anche non solo le pizzerie, ma anche il toscano, anche il napoletano, mentre in quella rossa sono invece i ristoranti, quelli più territoriali, tipici della cucina altoaltesina. Ma chi le fa queste recensioni? E questo è l'importante da capire per poi fare promozione, per capire meglio i comportamenti. Sono gli stranieri che percepiscono Bolzano come Italia e quindi recensiscono soprattutto i luoghi all'interno del cerchio blu, quindi Italia, quindi gli stranieri cercano il cibo italiano e anche se sono a Bolzano mangiano la bistecca toscana e la pizza napoletana, mentre noi italiani cerchiamo appunto qualcosa di diverso, cerchiamo il cibo territoriale, il cibo, la cucina sudtirolese. E questo capite bene che la promozione non deve essere unica, la promozione e il marketing dell'agroalimentare in quel territorio deve essere già divisa e lo abbiamo scoperto con i dati, senza fare interviste, senza capire niente, infermare il visitatore di dove avete mangiato, che cosa avete fatto, ma l'abbiamo fatto utilizzando i dati. Altro esempio è il comportamento che siamo andati a mappare sempre con gli user generated contents ad Anversa. E quindi vediamo il comportamento dei locali, quindi chi abita ad Anversa, dei belgi, degli europei e dei non europei. Ma l'interessante studio per quanto riguarda gli europei, cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che gli europei mettono insieme le birrerie, cioè visitano più birrerie durante la loro vacanza, anche se le birrerie sono localizzate in luoghi diversi. Benissimo, quindi avendo queste informazioni siamo andati dalla destinazione turistica Anversa, dall'ufficio di promozione turistica, dicendo noi abbiamo scoperto che gli europei fanno un itinerario della birra praticamente. Ce l'avete nella lista delle vostre proposte? Ce l'avete nella lista delle vostre esperienze da offrire a un utente europeo? Non ce l'avevano al tempo e quindi adesso se guardate il Visit Anversa c'è anche la proposta dell'itinerario della birra. E questo l'abbiamo scoperto di nuovo andando a scavare e utilizzare dei dati non ufficiali. Altri dati che utilizziamo correntemente sono i dati delle celle telefoniche, sono i dati quelli che appunto vengono registrati dalla rete telefonica grazie a un nostro telefono cellulare attivo e abbiamo delle informazioni riguardo questa volta nella nostra regione Friuli Venezia Giulia. Con questi dati che sono ad altissima frequenza e veramente possiamo chiamarli big data perché abbiamo un'informazione circa per ogni persona ogni minuto. Ogni minuto il nostro telefono dialoga con la rete per ricevere i messaggi, per attivare WhatsApp, per ricevere le mail. Con
lo studio di questi dati possiamo clusterizzare, quindi fare dei profili diversi. Profili diversi, quindi l'abitante di un territorio, quindi con cella notturna, cioè quindi il telefono è connesso durante la notte per almeno 6 mesi nelle celle che offrono la rete a Gorizia, per esempio, quindi viene classificato come abitante a Gorizia. Se non è abitante, però viene spesso a Gorizia durante la settimana o per almeno 14 volte al mese, lo possiamo classificare come lavoratore o studente, quindi un pendolare che non si ferma di notte, però lo vediamo nel territorio goriziano durante il giorno. Ovviamente se l'utente che vediamo non è abitante, non è lavoratore, lo possiamo classificare come turista o visitatore e possiamo capire se poi si è fermato di notte e quindi ha fatto un pernottamento o si è fermato poche ore e quindi ha fatto un comportamento di visita in giornata. Di queste informazioni, di questi utenti, ovviamente abbiamo il bacino d'utenza. Per gli italiani abbiamo la provincia di residenza, per gli stranieri la nazione. Ci sono delle informazioni che andiamo a elaborare e questa la faccio velocemente, la passo un po'. Questi dati hanno tante informazioni, sono a livello comunale, sono a livello giornaliero, possiamo fare delle aggregazioni mensili, abbiamo tutta la lista delle nazionalità, delle SIM connesse in roaming, abbiamo la possibilità di studiare la loro mobilità nel territorio regionale, cioè chi si sposta da Gorizia per arrivare a Udine e viceversa. E poi abbiamo delle analisi specifiche su determinati punti del territorio regionale, come frontiere, come stazioni, come l'aeroporto o come attrazioni specifiche, sia culturali, Castello di Miramare, sia naturali, tipo i laghi di Fusine. Possiamo analizzare e quantificare quanti abitanti, pendolari e turisti ogni giorno vediamo in quell'area. Questi dati perché sono utili? Sono utili perché ci danno un'informazione che la statistica ufficiale non ci riesce a dare. Per esempio, i turisti che si fermano presso parenti ed amici oppure dormono nelle seconde case o partecipano ad eventi particolari notturni, quindi concerti, serate in discoteche, su questi comportamenti, mentre questi dati ci permettono di andare a studiare appunto anche quelli oltre al visitatore rispetto al turista, quindi visitatore in giornata rispetto al turista, anche chi si ferma in una destinazione anche per più giorni, per più settimane, ma non è visto dalla statistica perché risiede nella sua seconda casa o risiede in una locazione a tempo, cioè locazione a breve termine, come tipo gli Airbnb, che non denunciano alla questura e poi alla regione questa è l'informazione. Quindi questa è la lista del top 10 destinazioni. Qua si vede molto male, non so vediamo se riesco a fare uno zoom. No, va bene. Sono il trend mensile, quindi abbiamo fatto degli raggruppamenti mensili, vediamo bene Lignano che nei mesi invernali praticamente il valore è bassissimo, inizia a esserci il turismo delle visite da aprile e maggio e poi il boom della stagione estiva. Poi abbiamo questi sono i turisti mensili, sì, numeri di turisti mensili. Sì, numeri di turisti, l'aggregato, il dato appunto è giornaliero che viene aggregato a livello mensile. Vediamo trend differenti, Grado ha più o meno lo stesso trend di Lignano, ma con dei valori decisamente minori. Ci sono le città d'arte tipo Udine che cala durante l'estate. Invece appunto Trieste durante i mesi di luglio e agosto vede una crescita. Ovviamente questi sono già dei dati interessanti a livello mensile, ma sono estremamente diversi, un po' più difficili da leggere, però
però vedete le diverse curve quando il dato viene rappresentato a livello giornaliero. E quindi vediamo bene che anche se Lignano nella stagione estiva ha dei picchi, e sono i picchi dei weekend, ovviamente, cioè quindi che il dato che tiene conto non solo del turista, ma anche del visitatore che arriva e fa la giornata in spiaggia durante il weekend. Vediamo molto bene la Dunata degli Alpini a Udine, ma vediamo anche molto bene questo picco qui della linea rossa che è Gorizia del 23 al 24 di settembre, gusti di frontiera. Quindi la possibilità di avere questi dati qua con questa granularità ci spiega bene l'impatto o meno del turismo o dei flussi turistici grazie a degli eventi culturali, sportivi e altre fonti di eventi. Vediamo per esempio che Sappada non è ancora a livello di Tarvisio. Sappada è questa, l'ultima, non è nella top 10 delle destinazioni più visitate secondo questi dati qua, però l'ho voluta aggiungere appunto per dare una mazzata all'ex Veneto. Ancora una ferita, diciamo, avere perso Sappada. Altre due informazioni veramente veloci. Questa è la distribuzione per provenienza, quindi vediamo delle mappe dello stesso periodo, quindi luglio-agosto di quest'estate qua, 2023, però dove si concentrano i nazionali, a ovest, dove si concentrano gli europei, a nord-est, nella parte appunto nelle spiagge, Trieste, e dove si concentrano gli internazionali, perché abbiamo un boom qua di internazionali, quindi SIM, a sinistra il rosso sono gli italiani, si vede poco, mi spiace. Nazionali, europei in centro e internazionali a destra. Sono extraeuropei, sì, extraeuropei, e ovviamente troviamo tante SIM americane nel territorio vicino ad Aviano. Quindi i crocieristi a Trieste. Quindi solo semplicemente mappando le numeriche vediamo tre comportamenti diversi per le stesse due mensilità dell'estate. Un ultimo focus è su Lignano Sabbiadoro 2022 e 2023. Vediamo bene i picchi e i flussi, la Pasquetta, la Pentecoste, il Giova Beach Party, il Ferragosto, e la stagionalità avanzata anche a settembre grazie al turista europeo. Il turista europeo mantiene, non c'è questo calo, diciamo, di settembre, ma mantiene settembre ancora un po' alto. Questo è austriaco, sì. Questa linea sottile, quella più bassa, è quella che non si vede il mouse. Questa verde, la vedete? Sì. Che cresce durante i mesi estivi sono i lavoratori. Quindi si può studiare anche l'impatto del turismo in base all'occupazione. E quindi la stagionalità differente dei lavoratori. Vedete bene che dal 2022 al 2023 la situazione più o meno cambia, ci sono sempre dei picchi legati alla Pasquetta, alla Pentecoste, al concerto di Ultimo, ma un boom di Ferragosto, di diverse nazionalità, crescono di più i lavoratori, e questi dati qua ci interessano anche per dire: guardate questi picchi a marzo. Sono provinciali, sono regionali e sono anche nazionali, che arrivano in giornata magari a Lignano Sabbiadoro. Sarà stato perché abbiamo avuto un marzo caldo, il cambiamento climatico che ci aiuta ad allungare, diciamo, la stagionalità. Prendo altri 2 minuti.
Da capire per le destinazioni, ma i ristoranti erano aperti, i negozi erano aperti, o le persone sono arrivate a Lignano, sono andati a fare una passeggiata in spiaggia e hanno trovato la destinazione chiusa. Bene, con questi dati, visto che la frequenza è giornaliera, visto che l'aggiornamento è praticamente a 2 o 3 giorni fa, posso pianificare di aprire il prossimo weekend il mio negozio, il mio ristorante, la mia gelateria, perché se ci sarà bel tempo e caldo, i dati mi dicono che ci sarà comunque un flusso turistico. Ultime slide. Per i dati di spending, quindi lavoriamo con Mastercard, che analizza tutte le transazioni, e abbiamo 2 focus veramente veloci per quanto riguarda la Dunata degli Alpini, quindi l'impatto della Dunata degli Alpini su Udine per tipologia merceologica. Non diciamo solo sono aumentate le transazioni, ma sappiamo anche dire dove sono aumentate e quando, e in che settore merceologico. Ovviamente aumentano beer, wine, liquor stores e bar e taverne, perché quello era il target. Vediamo bene la crescita, diciamo, del bar con un ticket medio di 14 euro, quindi una transizione media fatta con carta di 14 euro, mentre l'acquisto di vini, l'acquisto di birre in negozi dedicati hanno speso in media 42 euro, 29 euro per esempio per fare la spesa. Queste sono delle informazioni veramente che possono scendere a livello CAP e studiare bene l'impatto. L'abbiamo fatto per esempio per Luca Comics di quest'anno, quindi un evento abbastanza grande che però molto dibattuto quest'anno, con i grandi nomi che hanno abbandonato l'evento e gli internazionali che non sono arrivati a seguire l'evento. Infatti vediamo che c'è una grande crescita degli eating places, quindi le persone che hanno partecipato durante i giorni, erano a Lucca durante i giorni dell'evento, crescono di molto per quanto riguarda i ristoranti, i bar, cresce ovviamente la spesa sull'accommodation, ma se poi andiamo a vedere un po' di nazionalità straniere, vediamo che oltre alla Spagna e poco la Svizzera, tutte le altre nazionalità straniere, cioè la carta di credito Mastercard di un utente americano, tedesco, francese o inglese, abbiamo visto un calo, una decrescita, e quindi è interessante da capire che l'evento chi attrae non solo come partecipante, ma chi attrae nel territorio e quali sono le ricadute e gli impatti economici di questi eventi. Chiudo con l'ultima slide, che è perché facciamo tutte queste cose, perché analizziamo questi dati. Le facciamo seguendo una scala che è stata definita da un progetto Smart Tourist Destination, un progetto della Comunità Europea, dove ho partecipato, e tra l'altro ho anche supportato la destinazione di Dublino, che ieri è stata riconosciuta come European Capital of Smart Cities o Smart Destination. Perché? Perché quello che vi ho fatto vedere, che sono i punti 2, 3, 4 e 5, più o meno facciamo questo lavoro all'Università di Udine, all'interno del nostro laboratorio, lo facciamo con i territori, lo facciamo con delle aziende. Sta in piedi se abbiamo una strategia, se abbiamo la strategia turistica, dove la strategia turistica viene anche sviluppata grazie a questo approccio che utilizza dati nuovi, dati innovativi, e utilizza i big data. Quindi un approccio, diciamo, come definito qua, un data driven, un approccio data driven. Vi ringrazio. Grazie Dario. Adesso per quello che riguarda l'eventuale interazione lo faremo durante il tavolo di lavoro, quindi quando faremo il tavolo discuteremo tra noi ma anche con voi, quindi se ci sono domande tenetevele calde. Adesso passo la parola a Paolo Omero. Paolo Omero è il cofondatore e amministratore di InfoFactory, è docente a contratto di sistemi informativi aziendali e applicazioni web all'Università di Udine e
la mia esperienza, lo conosco da anni, è che è sempre un passo avanti rispetto alla tecnologia e all'utilizzo della tecnologia nelle varie fasi negli ultimi 15-20 anni. E vedrete, cioè quello che sottolineo è questo: quello che vedrete adesso non è il futuro, cioè è oggi. Noi siamo abituati a vedere questo come futuro, ma nella realtà è oggi. Allora, grazie per l'invito, grazie per l'introduzione, è un piacere essere qui, anche perché io sono di Gorizia, sono ormai quasi da 20 anni insegno all'Università di Udine, insomma, e quindi con piacere torno nella sede di Gorizia. Quello che vi mostro io sono tutta una serie di esempi pratici anche di come si possono utilizzare delle tecnologie molto nuove in ambito turistico. Quindi parleremo di LLM, che vuol dire modelli linguistici di grandi dimensioni, che è una tecnologia che di fatto è alla base di ChatGPT e la versione attuale, cioè di GPT-4 Turbo. Quello che facciamo come azienda, come InfoFactory, che è nata come spin-off del laboratorio di intelligenza artificiale del Dipartimento di Matematica e Informatica, è quello di aiutare, insomma, aziende, enti pubblici, start-up nel percorso di digitalizzazione. Abbiamo questi 4 settori diversi di marketing, design e soprattutto tecnologia. Siamo ben connessi con l'accademia perché abbiamo diversi corsi e quindi insegniamo in diverse accademie, come l'Università di Udine, ma anche alla SISSA per un master, piuttosto che abbiamo la cattedra di Web Design e User Experience Design all'Accademia delle Belle Arti. Lavoriamo con una serie di università, insomma, in Europa e anche fuori. Adesso stiamo lavorando con l'Università di Taiwan per un progetto IoT. Quello che parto da quello che da anni facciamo, c'è la parte di web intelligence. Questo significa analisi online proprio su, come diceva chi mi ha preceduto, sui social media, e per valutare anche proprio il sentiment, quindi se ci sono opinioni positive e negative, e l'emotività, cioè quanta rabbia, quanta gioia, quanta tristezza c'è all'interno delle opinioni dei consumatori su prodotti, partiti politici, figure di spicco, marchi e naturalmente destinazioni turistiche. Quindi la parte di web intelligence significa proprio prendere le informazioni non strutturate che troviamo online e trasformarle in dati che possiamo vedere, misurare, analizzare. Sono tecnologie che da anni usiamo, ma adesso con GPT c'è un cambiamento molto forte, c'è un avanzamento di capacità molto forte. Quindi questo tipo di analisi si struttura più o meno in questo modo qui, cioè si va a vedere quali sono i luoghi di discussione, si vanno a vedere quindi il quando, cioè quando effettivamente si svolgono le conversazioni durante l'anno, perché non tutti gli argomenti sono lineari durante l'anno, se ne parla magari in modo stagionale, il che cosa viene discusso, il come viene discusso in termini di sentiment e il chi ne parla, cioè le persone, chi sono la tipologia di persone che parla dell'argomento che ci interessa. Quindi guardiamo i luoghi di discussione, per ogni luogo guardiamo se è positivo verde o negativo rosso, quindi se è polarizzato, ad esempio, verso una certa opinione. Guardiamo, facciamo delle mappe anche in tutto il mondo, cioè dove ci sono tante opinioni, cerchio grande, positive, verde, dove ci sono poche opinioni, cerchio piccolo e magari negative. L'analisi temporale ci dice invece quando si parla di un certo argomento, quindi se abbiamo ad esempio un prodotto, un evento, una destinazione turistica, sappiamo quando fare marketing. Quindi se qui le persone parlano dell'argomento, e anche qui, se noi spendiamo in campagne di ADV in questi momenti buttiamo via il budget. Se invece sappiamo quando le persone sono predisposte ad ascoltarci anche con le campagne, a quel punto investiamo e quindi misuriamo il ritorno. Gli argomenti discussi possono essere di tutti i tipi, quindi andiamo a vedere quali sono i driver di acquisto o i driver di scelta di una destinazione turistica, cioè per quale motivo effettivamente uno sceglie una destinazione o l'altra, per quale motivo scelgo un hotel o un altro, per quale motivo scelgo un servizio o un altro. Quindi andiamo proprio nel dettaglio a vedere tutti questi aspetti. E quindi abbiamo il consumatore, cioè quello che ha comprato il prodotto e il servizio, vediamo che traccia reputazionale dà. E quindi qui vedete sono tutti quadratini verdi, più il verde scuro e più l'opinione positiva, e il non consumatore è quello che dice ma non so se comprare, andare, vedere, fare, quali sono le problematiche che lo bloccano, e quindi possiamo agire sul marketing per sbloccare quelle problematiche lì.
Il sentiment, come vedete, questo è il sentiment di una località turistica, quindi andiamo a guardare gli eventi, la spiaggia, lo sport, le attrazioni, i concerti, il mare, i parchi, e andiamo a vedere quanto, quindi la lunghezza dell'istogramma è quanto se ne discute, il colore è naturalmente quanto positiva o negativa è l'opinione. E in questo modo andiamo a misurare, possiamo misurare mese per mese, anno dopo anno, come si sposta la reputazione delle persone anche di diverse lingue, perché magari scusate, gli turisti di lingua polacca, piuttosto che quelli italiani, piuttosto che quelli tedeschi, hanno opinioni differenti. Quindi in questo caso quelli di lingua polacca, ad esempio, si lamentano un po' dei prezzi, quelli di lingua tedesca invece si lamentano un po' della folla, quelli italiani sono invece contenti delle attrazioni, dei concerti, degli eventi, perché fanno un turismo di tipo no, vai e vieni in giornata. Naturalmente, essendo noi italiani, ci lamentiamo degli ambulanti e dell'amministrazione cittadina. Ok, questo emerge dall'analisi. Quindi sentiment analysis, molte altre analisi con molte altre, diciamo, tecnologie, strumenti, quindi anche analisi di eventi, quindi cosa ha detto il primo speaker, il secondo speaker, mentre lo diceva il pubblico, come ha reagito in real time, quali sono gli argomenti che poi il pubblico a casa via Twitter, ad esempio, ha discusso anche dopo l'evento, in modo da capire, insomma, anche chi, diciamo così, se abbiamo un evento grande, chi ha fatto più colpo sul pubblico, chi reinvitare il prossimo anno. Social network analysis, quindi analizzare le discussioni fra le persone, vedere chi è più influente, chi è meno influente, chi reclutare online per la promozione dell'evento nell'anno successivo. Analisi sintattiche, semantiche, dashboard decisionali di ogni tipo. Queste sono analisi che facciamo da anni per una quantità di settori. Ora, qual è l'innovazione di GPT? GPT è un modello linguistico, ci posso parlare, mi capisce, e soprattutto se gli do un set di opinioni online, le riesco ad analizzare con una conversazione. Questa è veramente un'innovazione enorme per noi. Quindi mentre prima usavamo sistemi di sentiment analysis tradizionali o fatti da noi o fatti da Google, adesso con GPT-4 quello non solo ci dice qual è il sentiment, no? Vedete qua ad esempio, non so, il leader della classe, bla bla bla, questa è una gara di motoscaffi, è andato in suo soccorso. Allora lui dice, guarda, il sentiment è abbastanza positivo, e GPT ci dice, questa frase, vedi, descrive un gesto di soccorso che ha sentimento leggermente positivo, perché è un soccorso. GPT lo capisce perché è positivo o perché è negativo e quali sono tutti gli aspetti positivi e negativi delle opinioni che gli ho dato. Se io gli ho dato questo telefono, gli dico GPT, senti, ma dimmi un po' quali sono gli aspetti positivi. GPT mi può dire, guarda, pesa un po' troppo come aspetto negativo, costa un po' troppo come aspetto negativo, ma è molto buono come schermo, è molto buono come batteria, eccetera. Me lo tira fuori istantaneamente. Questa era una cosa che non potevamo fare precedentemente. Anche per la parte di analisi dell'emotività, è importante sapere qual è l'emotività di un utente quando visita un museo, va a un concerto, visita una città, qual è l'emotività che ha o l'aspettativa che ha, qual è l'intenzione che ha l'intenzione di prenotare, ha intenzione di visitare un museo, ha intenzione di fare che cosa? Le intenzioni e l'emotività GPT ce le tira fuori benissimo. Quindi paura, ansia, sollievo, preoccupazione, disappunto, coraggio, empatia, sono tutte cose che oggi GPT ci aiuta a estrarre dalle opinioni. Ho preso un dataset di una località indiana, perché questo è un dataset, diciamo così, di ricerca, e ho detto a GPT, senti GPT, dimmi un po' quali sono le cose più apprezzate. E da una conversazione me le tira fuori. La visita panoramica, l'importanza culturale e religiosa, la bellezza, la fauna locale, e le cose più criticate, l'affollamento, le scimmie problematiche, perché qui sono andato a vedere, insomma, le scimmie ogni volta sono, diciamo così, possono essere un po' aggressive, le scale, il costo, quindi ci tira fuori, vedete, le cose positive e negative automaticamente. Non solo, io posso dire, senti, ma di queste opinioni tirami fuori solo quelli che fanno domande, perché così vado dentro nei social media e gli rispondo. Oppure dammi le buone idee che secondo te hanno avuto i turisti. Le buone idee non potevamo tirarle fuori prima di GPT, dovevamo andare a mano e avevamo degli analisti che facevano questo lavoro a mano, tiravano fuori le cose, poi andavano dal cliente e dicevano guarda, ho trovato queste buone idee che puoi andare a considerare. Ma adesso GPT ce le tira fuori.
GPT dice, guarda, leggendo le opinioni che mi hai dato delle persone, loro dicono, ti consigliano di migliorare la segnaletica, di organizzare visite guidate, di gestire la sostenibilità del turismo, di migliorare le infrastrutture, di migliorare l'esperienza di trekking. E se tu gli dici, ma sviluppami il punto 7, fammi capire meglio, dammi fuori gli utenti, dammi le frasi, te le dà. Questo vuol dire che oggi con GPT possiamo identificare l'intento, fare l'analisi delle domande, fare l'analisi dettagliata delle emozioni, identificare sarcasmo e ironia, che prima era impossibile. Il sentiment analysis non ci permetteva di identificare il sarcasmo, adesso invece sì. E non solo, GPT ci spiega pure perché quella frase è sarcastica, ok? È molto, molto, molto potente. Identificare le idee e le proposte per migliorare, e quindi ci permette di effettuare un'analisi tramite una conversazione, Questo è il bot che abbiamo fatto per Lignano, quindi gli abbiamo dato un set di opinioni e gli parliamo, gli diciamo, senti, ma se io voglio intercettare le famiglie con bambini, quali argomenti potrei utilizzare per convincerli? E GPT ci dice, ma per le famiglie con bambini, viste le cose che mi hai dato, visto le esperienze che hai sul portale, bla bla bla, ecco le cose che potresti fare, ok? È un consulente turistico. Vediamo un attimo, qua se io gli dico qual è stata la recensione più negativa che hai trovato, questo sempre sul dataset indiano, guardate. Attenzione a descrivere l'esperienza interna, menzionando sempre L'eco qua. senza di conflitti. No, mi dispiace che c'è l'eco, perché adesso qui è un problema di impianto. Ma di fatto io posso chiamare GPT e dirgli, senti, raccontami qual è la cosa più negativa, fammi sapere quali sono gli utenti più arrabbiati. Quello mi capisce vocalmente e mi risponde vocalmente, come avete visto qui, eco a parte dell'impianto. Ok? Quindi, primi concetti che vorrei che vi portaste a casa sono questi. Uno, è possibile misurare, monitorare la reputazione e percezione online delle località, quindi musei, hotel, esperienze, tutto. Un osservatorio annuale naturalmente permetterebbe di misurare l'impatto delle strategie, questo vuol dire che provo a fare una cosa e vedo il feedback e misuro il feedback anche immediatamente. Okay? Cambio il format di un evento e misuro. Le opinioni online, ricordiamoci, influenzano il comportamento di acquisto. Quante volte voi non andate in un hotel o in un altro hotel solo perché avete guardato le stelline? Oppure guardate le stelline, però le recensioni non sono tante, allora leggete le recensioni per andare a vedere se sono reali, non reali, eccetera. Ok? Mio figlio in una città ormai è abituato a 15 anni, quindi generazione di adesso, e dico, senti, andiamo a mangiare un hamburger. No, ma aspetta, dice, andiamo in quello che è 4.9. Ma dico, ma è a 600 metri, c'è questo qui che è a 100. No, ma quello è 4.8. Ok, quindi le generazioni di adesso ragionano in questo modo qui. La reputazione online è importantissima per decidere l'opinione d'acquisto e il comportamento d'acquisto. Andiamo avanti. Cosa succede se, altro argomento, cosa succede? Vi do un po' di flash, qui vado veloce, ma insomma così avete un po' di esempi. Cosa succede se GPT lo metto dentro al content management? Sapete cos'è il content management? No? È quel software che vi permette di gestire i portali, le destinazioni turistiche, i siti web, no? Ma se io prendo GPT e lo integro nel content management, cosa posso fare? Allora posso fare tante cose simpatiche. La prima cosa simpatica che posso fare, posso tradurre automaticamente i contenuti. Per un qualche motivo che non conosco esattamente, l'italiano è al secondo posto nella classifica dopo l'inglese dei linguaggi meglio conosciuti da GPT. Questo ci dà un vantaggio competitivo molto forte che nessuno, almeno che quando ne parlo, nessuno lo comprende. Ed è il seguente: oggi se voi mettete GPT nel vostro sistema informativo per la gestione delle mail, per la gestione degli utenti, per la gestione, l'instradamento delle PEC nelle pubbliche amministrazioni, capisce le cose e le fa bene. Se ci prova uno sloveno non funziona così bene, perché GPT non conosce lo sloveno come conosce bene l'italiano. Quindi occhio, attenzione a questo punto. Noi abbiamo una tecnologia nuova, eccezionale, e noi italiani la possiamo usare bene quasi quanto gli inglesi. Gli altri in Europa no, perché GPT non conosce bene la loro lingua come conosce bene l'italiano. È un vantaggio competitivo enorme questo qui, però vedo che non è ancora ben percepito.
Quindi noi usiamo questo content management qui open source, si chiama Wagtail, viene usato sia da noi, ma naturalmente da gente ben più grande, come vedete qui dai vari loghi. È un content management molto potente, insomma molto strutturato, e ci permette di fare tutta una serie di servizi. Abbiamo integrato GPT all'interno e quindi io posso prendere le pagine del mio sito, ho un sito da 10 pagine, 1000 pagine, 20.000 pagine, non c'è problema, clic, chiamo GPT e quello traduce tutto in un'altra lingua. Posso prendere l'agenzia di traduzione, gli dico vai dentro nel sito web, controlla se vuoi, metti a posto. Ed è certamente enormemente più facile che non prendere dal content management tutto il testo, metterlo in documento Word, mandarlo all'agenzia via Word, quelli ti fanno la traduzione, torna indietro e poi prendi e ributtalo dentro. Ributtalo dentro vuol dire cambia ogni link, al testo del bottone, alla label, a quel tag, ok? Un lavoro lunghissimo. Col content management con GPT integrato, tutto è tradotto automaticamente dentro e l'agenzia casomai va a vedere e controllare direttamente dentro, ok? Non solo, può fare l'agenzia una cosa che non si poteva fare prima. Possiamo avere un box all'interno del content management in cui il traduttore, no? Ad esempio, dopo vi faccio vedere dei totem che abbiamo fatto. Aspetta, cosa sono i totem? Sono quegli schermi grandi dove voi interagite, no? Nella città. E praticamente il totem è una roba italiana, no? È come smart working, non esiste smart working, perché altrimenti l'altro è stupid working, no? Quindi esiste remote working, quella è la parola giusta. E in italiano esiste questa cosa del totem digitale, ma negli Stati Uniti si chiama mica totem digitale, si chiama digital billboard, ok? Il totem è quello indiano. Quindi se traduco malamente, traduco digital totem perché mi viene così, a GPT il traduttore può andare dentro nel nostro content management e dirgli, ma così è, oh GPT, senti GPT, guarda che, anche in linguaggio totalmente colloquiale, mica si dice digital totem, si dice digital billboard, ricordatelo. E basta, quello ti capisce e da lì in poi traduce giusto per tutto il sito. Quando mai abbiamo avuto una tecnologia in cui un traduttore può insegnare a un agente artificiale a tradurre bene e quello si ricorda, impara e da lì in poi traduce correttamente. È una tecnologia completamente, gli americani dicono disruptive, no? Che cambia tutto, che ci fa cambiare tutto. Trasformazione di un testo. Se voi avete, ci siete? Siete stanchi? Allora, trasformazione di un testo. Trasformazione di un testo cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho GPT dentro il content management, io ho scritto una news ad esempio di un evento turistico, adesso gli dico, senti GPT, non ho mica voglia di fare il post Facebook, Instagram, Twitter, me lo fai te? Anzi, mettimi le emoticons, anzi, fallo un po' clickbait, sapete quei titoli che insomma acchiappano un po' click. Oh, e GPT ve lo fa perfettamente, vi mette su Twitter, vi mette gli hashtag, se volete vi mette le emoticons. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che all'interno del sito web io ho già i miei contenuti e a fianco a ogni pagina posso dire, beh dai, fammi tu un post LinkedIn, fammi tu un post con linguaggi naturalmente diversi e sintesi differenti con hashtag differenti. Ce l'ho all'interno del content management, se ho l'API per pubblicare, quindi se ho un'interfaccia per pubblicare automaticamente, clicco e quello mi va automaticamente sui social media. Se voglio lo modifico, naturalmente, c'è sempre un controllo umano, ma volete mettere il vantaggio che ho ad avere tutto già cambiato e pronto direttamente nel CMS. Per capire, diciamo così, anche come fa che proprietà di linguaggio ha GPT, vi faccio un esempio, ok? Allora, guardiamo un po' questo esempio qui. Prendo un testo e gli dico, senti, fammelo comprensibile per un pubblico di 10 anni. Allora, leggiamolo insieme. In virtù dell'articolo 102, paragrafo 3 del Codice Civile, l'interessato è tenuto a presentare una petizione ex parte debitamente notorizzata al fine di ottenere un provvedimento giudiziario provvisorio. Tale provvedimento, se concesso, implicherà l'instaurazione di un vincolo giuridico inalienabile. Ma voi capite sta roba? Io no. Ma GPT però la capisce e io gli dico, senti, trasformamelo e fammelo capire a un bambino di 10 anni. Guardate cosa ci dice GPT. Immagina che tu abbia un giocattolo che vuoi proteggere. Quindi scrivi una lettera speciale con una lista di desideri per Babbo Natale e la dai a una persona importante come il preside della scuola. Questa persona legge la tua lettera e decide di mettere una regola speciale sul tuo giocattolo che dice che solo tu puoi usarlo. Se qualcuno non rispetta questa regola e usa il tuo giocattolo, potrebbe essere messo in punizione o dover dare dei dolcetti come scuse. Questo è GPT che capisce il testo e lo trasforma affinché sia comprensibile per un pubblico diverso. Cosa significa questo?
Quando voi avete un portale di destinazione turistica, il vostro hotel, il vostro evento, mica che tutti gli utenti sono uguali, hanno cultura diversa, età diversa, linguaggio diverso. Posso tradurre quelle informazioni in modo che siano appetibili per un teenager, piuttosto che comprensibili per un bambino, piuttosto che... Certo che lo posso fare. Scrivo il testo una volta e poi cambio il tono del testo. Ok, quindi questo ad esempio che è, no, ho preso una cosa che non è proprio per teenager, no? Il pellegrinaggio qua verso Barbana, e gli ho detto, senti, fammelo appetibile per un teenager. E qua lui mi dice, ehi ragazzi, è tempo di è un sabato, notte diverso, scopre una festa storica, bla bla bla, e cerca di usare uno stile per rendere appetibile quell'evento lì anche a quel pubblico. Ok? Questo vi fa capire la capacità di padronanza del linguaggio di GPT. Sa tantissime cose, parla tantissime lingue, ha una capacità di linguaggio che nessun umano ha o pochissimi umani hanno. Okay? Quindi qual è il concetto qui da portarsi a casa? Un content management con GPT integrato permette di risparmiare tempo, genera contenuti efficaci per i social media, ottimizza i testi SEO, adesso non voglio entrare sul tecnico, ma insomma se volete ottimizzare i testi per Google gli dite, senti un po', queste sono le keyword, avevo scritto questo testo un anno fa, me lo rimetti a posto in modo da ottimizzarlo per queste keyword? E lui lo fa. E lui lo fa. Abbiamo clienti che spendono 100.000 euro l'anno in SEO, non con noi, ma con altre agenzie. Adesso il costo di quella roba lì crolla drammaticamente. Il costo della gestione dei social media crolla drammaticamente. Quindi, e ci permette di raggiungere pubblici diversi utilizzando diverse lingue e diversi stili di scrittura. Posso avere, cambio argomento, un agente consulente dialogante? Certo, se io prendo queste attività, questo è il portale che no, abbiamo fatto per Lignano Sabbiadoro, no, ormai parecchi anni fa, che contiene circa un centinaio di esperienze. Se io dico, certo le esperienze sono taggate, no? Quindi potete dire famiglia, sport, bambini, ma un bambino di 5 anni è diverso da un bambino di 8. E quali sono le attività che può fare un bambino di 5 e un bambino di 8? Se a me piace lo sport, però ho un po' di mal di schiena, e forse alcune attività non posso farle. Se mi piace lo sport ma ho 50 anni, o se mi piace lo sport e ne ho 20, beh, posso fare cose diverse. Quindi, come uso GPT qui? Beh, faccio un consulente e gli chiedo, senti un po', quali attività mi consigli, considerando che mia figlia ha 5 anni, e questo mi dà le attività, mi va a prendere sul portale, si legge le attività che ci sono, capisce qual è l'utenza e mi dice, guarda, secondo me queste sono le attività giuste per tua figlia. E se io gli dico, senti, guarda, mi fai un programma per me che amo la cultura, mio marito che ama lo sport, lui mi dice, guarda, secondo me queste sono le cose che puoi fare. Ok? Quindi, cosa potremmo fare per 3 giorni? Mio marito ama lo sport, a me piace il relax, abbiamo la bambina, ci fai un programma personalizzato? 3 giorni? Non c'è problema. Il giorno 1 ti consiglio di fare queste cose qui. Il giorno 2 ti consiglio di fare queste cose qui. E attenzione a una cosa, non solo mi capisce molto bene e sceglie delle esperienze che effettivamente sono pertinenti, ma in questo momento l'output è testo. Ma non fissiamoci su questo. Noi usiamo ChatGPT, se usate ChatGPT vi butta fuori del testo. Ma quando questo lo integriamo con il portale di destinazione turistica, non gli facciamo generare testo, gli facciamo generare pagine web. Cosa vuol dire pagine web? Vuol dire che se gli ho chiesto qualcosa dove serve una mappa, mi genera una mappa. Se gli ho chiesto qualcosa dove magari ho delle call to action o dei bottoni, mi può generare i bottoni. Quindi mi genera i pezzi di interfaccia. Quindi se io gli dico fammi un programma, nella pagina web verrà fuori la foto col carousel dell'esperienza, la descrizione breve, la mappa, il percorso GPX con i 3 punti, vai qui la mattina, vai lì il pomeriggio, vai là la sera. Quindi le interfacce web a cui siamo abituati possono cambiare, anzi cambieranno, e quindi quello che potrò fare è avere un'esperienza mista tra punta e clic, bottoni eccetera, e generazione di interfacce al volo che mi permettono di interagire con i contenuti con un'interfaccia visuale. Questo vorrei che fosse chiaro. Quindi l'usabilità e l'esperienza d'uso di un sito web non dipende più solamente dall'interfaccia web, ma un sito che ti comprende, ci puoi parlare e può presentarti i contenuti in modo personalizzato, è proprio un cambio di paradigma. Apple qui deve stare molto attenta. Apple ha il miglior sistema operativo come usabilità.
in termini di icone, interfaccia, bottoni, menu, logica, eccetera. Ma non è niente questo rispetto a un altro sistema operativo dove gli dico, senti, guardami le mail più importanti, sentimi, tirami fuori le cose più critiche di questo contratto, dove c'è un computer che ti parla, che ti ascolta, che ti comprende, che ha tutto il know-how che hai sui documenti. Quindi l'usabilità adesso cambia completamente, l'usabilità passa attraverso i modelli linguistici. Una località, un hotel, un museo possono dotarsi facilmente di un agente online, quindi è molto semplice fare un agente online dove io dico guarda rispondi rispetto ai contenuti che ci sono sul sito web, non parlare del resto, non voglio che tu mi parli di altra roba. Se chiedo a GPT qualcos'altro, GPT mi dice no, io non ti rispondo su altri, io ti rispondo solo sui contenuti di questo hotel, sui contenuti di questo evento, sui contenuti di questo festival, sui contenuti di questa località turistica. E posso fare questo in modo molto semplice oggi. Moduli. Qual è il modo con cui interagiamo con i sistemi software oggi? Beh, tipicamente abbiamo delle form, quindi riempiamo delle form per una prenotazione, per fare un'analisi di dati. Tutte queste form oggi diventano dialoganti. Quindi se io gli dico, questa è una cosa, no, voglio partire domani mattina da Milano, arrivare in stazione dei treni a Udine, devono arrivare alle 8, a GPT gli dico, guarda che mi devi tirare fuori la città di partenza, l'indirizzo, se c'è l'ora di partenza, l'ora di arrivo. E GPT mi fa entity extraction, cioè mi tira fuori le entità dal testo che servono per compilare questo form, dopodiché me lo compila, clicca, fa la prenotazione, prende il biglietto, fa quello che devo fare. E se io non gli dico tutto, non c'è problema. Se non gli dico tutto, lui mi mantiene la conversazione. Vedete qui, prenoto un viaggio per Udine a Milano per dopodomani, e lui dice, ok, ho capito che vuoi andare da Udine a Milano, ma scusa, quando e quante persone? E io gli dico solamente alle 6 del mattino. E lui mi dice, va bene, ok, alle 6 del mattino, ma mi dici quanta gente devo considerare, quanti bambini e quanti adulti? 2 adulti e un ragazzo. Ok, grazie, adesso posso fare la prenotazione. Quindi la gestione del dialogo, che una volta si bisognava fare all'interno dei chatbot con una roba che si chiamava Dialogue Management System, una roba complicata, adesso è tutto automatico. Quindi ogni form diventa verbale, ci posso parlare, o scrivo in linguaggio naturale, basta, fine. Se non ho scritto tutto, quello mi chiede i dati mancanti e poi mi fa le prenotazioni, mi interroga i sistemi software. Okay? Applicazioni più totem, questi sono dei totem che abbiamo fatto in Svizzera, insomma, turistici, prendono contenuti, questo è un altro concetto secondo me importante, prendono contenuti dalla rete di partner del territorio. Ogni territorio, anche Gorizia, ha un sacco di partner, possiamo prendere contenuti dagli hotel, gli eventi, dal basket, dal calcio, da qualsiasi altra cosa, aggreghiamo questi contenuti in un'interfaccia coesa, ben disegnata, usabile, quindi nessuno di questi contenuti qui, dove vedete ci sono hotel, i percorsi, i musei, gli uffici comunali, nessun contenuto è stato inserito da alcuna redazione umana. I contenuti vengono presi automaticamente dai vari siti partner, vengono aggregati e viene fatto un aggregatore di contenuti. Ora, questo viene fatto in questa modalità qui, quindi ad esempio questo è il sito del comune di Ascona dove abbiamo fatto il progetto, prendiamo questi contenuti e li aggreghiamo riformattandoli al volo graficamente in modo che siano coesi come layout, come stile. Questo l'abbiamo fatto anche per alcune applicazioni, questa è una piattaforma che poi abbiamo venduto a Telecom Italia, e vedete qui ad esempio a Udine avevamo questa applicazione dove c'era Confcommercio, Promoturismo, SAF, NET, il teatro, l'Udinese Calcio, il basket, la biblioteca. Tutti questi sono partner da cui prendiamo automaticamente contenuti per riformattarli in un'unica applicazione cittadina. Qual è il problema di questo tipo di strumenti che già abbiamo? Il problema è che questi testi possono essere scritti con stili diversi. Quindi magari uno ti dà del lei, quell'altro ti dà del voi, quell'altro ti dà del tu, dipende, no? Sono scritti con stili diversi e quindi insomma poteva sembrare che provenissero da posti diversi. Come facciamo ad aggregarli? Beh, adesso abbiamo GPT e quindi tutti questi contenuti vengono aggregati automaticamente, editati da GPT, passano a un eventuale controllo e poi vengono ripubblicati. Questo cambia di nuovo completamente tutto, perché noi possiamo avere una località turistica dove prendiamo i contenuti, li riformattiamo completamente e li ripubblichiamo nei sistemi di aggregazione dei contenuti turistici. Okay? Come fa a mantenere lo stile? Beh, adesso ve lo faccio vedere. Allora, guardate questo esempio. Un esempio non turistico, ma mi serve per farvi capire come GPT mantiene lo stile. Se io gli dico, bambino, questo lo scrivo io, insegnami cosa significa pazienza. Poi scrivo, nonno,
La risposta è: il fiume che scava la valle più profonda nasce da una modesta sorgente, la più grande sinfonia. Ok, spiego la pazienza in modo aulico. Adesso gli scrivo: bambino, insegnami cosa significa resilienza. GPT capisce lo stile istantaneamente e mi dice: la resilienza è come un albero che nonostante i venti impetuosi rimane saldo nella sua posizione e la capacità di affrontare gli ostacoli. Ok? Quindi ha preso l'esempio che gli ho dato e ha mantenuto lo stile di scrittura in modo perfettamente uniforme. Questo vuol dire che quando io gli do un paio di stili di scrittura come esempio, basta, possono provenirmi contenuti da qualsiasi parte e quello me li riformata esattamente mantenendo lo stile dell'editor originale che gli ho dato. Perché? Perché ha una capacità eccezionale nella proprietà del linguaggio. Quindi ogni località turistica, il concetto da portarsi a casa, è abitata da attori che producono contenuti di valore. Questo avviene ovunque. Basta aggregarli automaticamente per ottenere un canale unico e questo canale unico riesce a catalizzare più traffico e a celebrare meglio i contenuti per i marchi di tutti quanti i partner. Questa è una strategia che suggerisco. L'ultima cosa che vi mostro riguarda, perché ho 3 minuti, riguarda l'accessibilità. Lavoriamo sull'accessibilità in diverse situazioni, quindi lavoriamo per il CRIBA, che è la consulta regionale per l'accessibilità, in cui abbiamo fatto dei software per rilevare i problemi di accessibilità negli hotel, nei musei, nei percorsi, insomma. Questi dati vengono rilevati dal CRIBA, vengono passati a Promoturismo. Promoturismo poi ce li ritorna, diciamo, per fare il portale FVG per tutti che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Adesso c'è questo trend molto forte di nome della regione per tutti, quindi l'accessibilità diciamo, nel turismo è un trend adesso davvero molto forte. E abbiamo anche un altro progetto su diretto mandato della regione, molto più grande, per fare questi sistemi software per la rilevazione delle problematiche di accessibilità nei comuni, per poi fare i piani di accessibilità. Questo progetto è molto più grande, fatto insieme in SIEL. E gestiamo un paio di start-up. Questa si chiama Will Easy, questo signore qui si chiama William Del Negro, uno molto bravo, davvero, che si occupa di accessibilità. In questa foto che gli ho fatto al Web Summit, li abbiamo accompagnati al Web Summit a Lisbona a presentare queste tecnologie. Lui poi ha parlato col sindaco, è riuscito a prendere la commessa di Lisbona e abbiamo fatto col nostro software, loro hanno fatto la rilevazione di problemi di accessibilità nelle stazioni delle metro e dei treni in tutta Lisbona. Qui sta parlando con una signora della Shell per il monitoraggio dell'accessibilità delle pompe di benzina, ma in generale diciamo che abbiamo presentato una tecnologia nuova per aiutare una persona che ha problemi di disabilità a scegliere ad esempio la camera migliore di un hotel. Allora, se noi prendiamo, qual era il metodo precedente? Il metodo precedente è mandano delle persone in un hotel a fare delle misurazioni e dopo danno un indice di accessibilità a secondo del tipo di disabilità, perché non è mica vero che l'indice di accessibilità è unico. Se io sono in sedia a rotelle è un conto, se io sono ho un problema di statura, ok, e arrivo con la mano fino a 1,20 m, 1,30 m e basta, è un altro problema. Quindi ogni problematica è a sé e quindi il valore, il suggerimento se la camera è accessibile o no deve essere personalizzato. Quindi prima il metodo precedente era fare le misurazioni e dopo costruire queste schede. Adesso la cosa che si può fare è utilizzare il LiDAR. Il LiDAR è questo buchino qui che avete nel vostro iPhone, se avete un iPhone, ed è uno scanner 3D. Non tutti i proprietari di un iPhone sanno che hanno uno scanner 3D in mano, invece ce l'hanno. E questo ci permette davvero di fare una roba tipo così, ok? Io prendo il telefono, ok? E faccio così, guardate, lo muovo, ok? Lo spennello, diciamo, sull'ambiente e ottengo quella roba lì. Quello lì è il mio ufficio al Parco Scientifico. Ottengo una mesh di poligoni, vedete, in 3D fatta in questo modo, li appiccico sopra le texture e questo è il risultato. E in questo 3D io lo posso muovere, posso prendere delle misure. Quindi posso prendere da lì a lì, da lì a lì, da lì a lì e prendo delle misure a casa. Ok? Allora cosa succede questo? Questa roba qua succede che prendo la scansione. A chi la prende la scansione? Gli utenti o il proprietario dell'hotel? Il proprietario dell'hotel va, fa così sulle camere, manda il 3D al cloud, oppure se ad esempio io ho delle squadre, questo è interessante, delle squadre, diciamo così, di persone che hanno una disabilità ma fanno sport e quindi ogni 2 settimane vedono che quelli vanno in trasferta naturalmente, gli dico, senti, ma ti do l'app, fammi la scansione qua delle camere, fanno la scansione,
vengono mandati al 3D a Willisi, Willisi prende le misure, ha questo 3D, che adesso insomma, non posso muoverlo, ma insomma è un 3D, prende le misure e a questo punto ho il profilo dell'utente. Il profilo dell'utente, oltre al profilo della camera, mi dice, senti, guarda, io sono in sedia a rotelle e posso superare un gradino di 3 cm al massimo. Se il letto va fuori da 50-70 cm di altezza, io ho problemi. E con la mano riesco a raggiungere tot. Le porte per la sedia a rotelle che ho io, perché sono diverse, devono essere larghe tot, e io al massimo con la mano riesco a raggiungere una certa profondità. Quindi se ho una cucina che ha un banco troppo lungo non ci arrivo, insomma, no? Sapete cosa fa GPT? Prende la scheda della camera, prende l'esigenza dell'utente e mi dice, questa è roba di GPT, la disposizione dei bagni sembra essere più stretta, soprattutto intorno alla toilette e alla doccia. C'è uno spazio più ampio vicino alla porta, e mi dice cosa va bene e cosa va male. Non solo me lo dice guardando i dati, ma siccome adesso GPT-4 ha la multivision capability, gli do direttamente la planimetria, se voglio. Lui mi dà la planimetria e mi dà i testi che mi dicono se quella camera va bene per me oppure non va bene per me. Qui c'è tutta la discussione che vi salto, ma poi vi do le slide così ve la leggete, ma alla fine GPT mi dice, in conclusione, sebbene entrambe le camere presentino dei limiti, la camera numero 2 potrebbe essere leggermente più adatta grazie agli spazi, bla bla bla. Cambia completamente questo la fruizione, ovviamente, del turismo accessibile, con una soluzione dove l'acquisizione del dato è fatta dall'utente, dal proprietario dell'hotel, e il consiglio me lo dà GPT su un mio profilo personalizzato. Quindi riempio una form, o gli dico semplicemente a voce o scrivo quali sono i miei limiti e cosa posso fare. GPT mi capisce, guarda i dati e mi consiglia quale stanza. Ok? Quindi Google sta integrando i dati di accessibilità su Google Maps, ma sono dati super scarsi, e anche TripAdvisor è molto interessato a questo, perché il turismo accessibile è un fenomeno in forte crescita. Okay? Il LiDAR più il 3D ci dà i dati, e poi da questi dati abbiamo un AI, che è un modello linguistico, dove lo facciamo ragionare nel modo corretto, che possiamo usare come consulente. La conclusione di tutto, e qua chiudo, è che GPT è un'innovazione non ignorabile. Non ignorabile, non si può ignorare questa roba qua. Ok? Nessuno la può ignorare, l'ente pubblico non la può ignorare, una startup non la può ignorare, una grande azienda non la può ignorare, il turismo non la può ignorare, nessuno può ignorare questa cosa qui perché ha un impatto molto molto forte. Non abbiamo mai visto una tecnologia, attenzione, importante questo, che ci permette di digitalizzare i processi text driven. L'informatica tradizionale ha sempre digitalizzato i processi data driven, quelli dei dati. Abbiamo sempre usato software, cliccato, ma sempre con software che usano dati. Questa è la prima tecnologia vera che ci permette di automatizzare e digitalizzare i processi text driven, le mail che arrivano dagli utenti, i reclami, le opinioni online, l'instradamento automatico delle PEC, l'estrazione di dati a partire da documenti. Quindi quando rendi conto un progetto di ricerca, mando dei PDF e GPT può estrarre i dati da quei PDF, compilarmi un database e andare avanti con la procedura. Quindi per gli enti pubblici è eccezionale. Quello che facciamo è questo: facciamo un corso di formazione tipicamente con molti esempi, 300 slide di formazione, 4 ore più 4 ore, e dopo cominciamo a parlare di come può essere usato, perché se no la distanza è ancora troppo forte. Quindi mostriamo 8 ore di esempi e dopo, nella terza giornata, costruiamo le idee applicative concrete. Questo è il metodo, secondo me, per portare in modo corretto questo tipo di tecnologia completamente nuova dentro le vostre organizzazioni. Basta, se ci volete venire a trovare, noi siamo qui al Parco Scientifico a Udine, e basta, sì, lì a Udine, no? Sì. Adesso, come vi avevo anticipato, proviamo a fare un po' di discussione tra noi, ma non solo, nel senso che facciamo un primo giro e poi apriamo sia alle persone collegate da remoto che a voi presenti. Introduco Jacopo Mestroni, 2 parole, un ingegnere gestionale Uniud, dal 2013 responsabile ICT di Promoturismo FVG, dal 2021 responsabile della direzione operativa, e dall'anno scorso ad interim direttore marketing di Promoturismo. Allora, la prima cosa che ti chiederei è di provare a sintetizzare, a guardarla dal lato della regione e dal lato della regione di chi gestisce il turismo.
come e se voi avete già iniziato ad approcciare queste tecnologie e questi dati per farne che cosa in proiezione. Ok, allora buongiorno a tutti. Io intanto mi complimento con chi mi ha preceduto perché è riuscito a rendere popolare, tra virgolette, per quello che si può fare, due argomenti come Big Data e intelligenza artificiale che non sono proprio ancora di uso quotidiano. Detto questo, quando abbiamo parlato all'interno con alcune aree del nostro ente, soprattutto della parte di intelligenza artificiale, abbiamo notato abbastanza sgomento tra i colleghi, legato anche al fatto che, come dire, uno potenzialmente direbbe, ma quindi un info point, cosa ci sta a fare nel momento in cui tutte le risposte me le dà una macchina? Poi magari capiamo anche il perché non è così e perché è giusto mantenere anche la parte ovviamente umana. Allora, partirei dal discorso Big Data. Abbiamo visto l'esempio prima della Dunata degli Alpini che abbiamo commissionato noi per quanto riguarda la parte Mastercard. Allora, una cosa fondamentale è quello di cui si accennava prima, è riuscire finalmente a misurare il turismo non solo in arrivi e presenze, perché sono dei dati importanti, ma sono dei dati ogni tanto fuorvianti e ogni tanto parziali. È importante riuscire a misurare il turismo partendo da un tempo zero, finalmente con il PIL, tra virgolette, quindi riuscire a capire quello che genera il volano legato al turismo. Faccio un esempio molto concreto, senza che nessuno si offenda per qualche località turistica. Quest'estate a Lignano ci arrivavano degli input molto differenti dagli albergatori che ci dicevano noi abbiamo tutte le stanze piene. Il sentiment di chi frequentava la località ci diceva ma noi notiamo che c'è un po' un calo, cioè non vediamo le stesse presenze degli scorsi anni. Allora, come si spiega tutto questo? Si spiega anche, ad esempio, con la questione delle seconde case, dove Lignano è una località tipica in cui ci sono presenti moltissime seconde case e questo si è visto nella differenza che c'è anche tra la parte, tra il periodo invernale e quello estivo. E quindi uno che occupa la sua seconda casa non è una presenza turistica tout court per come viene misurata, però è uno che sicuramente lascia qualcosa sul territorio. Per cui in generale credo che buon senso e conoscenza in entrambi gli ambiti portino a dire che l'utilizzo dei big data sul turismo serva in primis a questo, a capire in maniera concreta qual è l'andamento di una o più località e più destinazioni, sfruttando l'esempio delle carte di credito è ancora più concreto rispetto a quello delle celle dei telefonini, perché quello che si propone sono diversi sistemi, però riuscire a capire qual è l'andamento del turismo grazie alla parte economica che viene lasciata sul territorio. Un altro scenario importante di analisi con i big data è quello dei grandi eventi. Perché? Perché insomma, noi come Promoturismo gestiamo un budget importante di qualche milione di euro sui grandi eventi che vengono proposti alla regione e dobbiamo decidere a chi dare e a chi non dare degli organizzatori un contributo e quanto dare. Allora, è noto che tutti giustamente sono convinti di organizzare il miglior evento a ricaduta turistica sul proprio territorio. Non sempre è così, non per cattiveria. Certo è che per poter mettere anche noi nelle condizioni di valutare un evento, soprattutto quando ha una cadenza ripetuta, un insieme di dati che arrivano da questa analisi è fondamentale per capire appunto, va bene, questo ha generato o non ha generato ricaduta dal punto di vista turistico. Ricordo che il turismo per noi è passare almeno 2 notti in una destinazione. Ultima cosa sui big data, che è altrettanto importante, è quella della profilazione dei target. Perché? Perché noi spendiamo tanti soldi, cioè milioni di euro in campagne promozionali, che utilizzano da un certo punto di vista degli strumenti e dei media cosiddetti generalisti, per cui vanno a dei target abbastanza ampi, e altre che vanno su target mirati. Devo dire che inserire questo tipo di dati all'interno del
CRM come abbiamo noi, che abbiamo Dynamics di Microsoft, e avere un'analisi completa di quelli che sono i mercati di riferimento, ma soprattutto gli strumenti che questi mercati utilizzano per per influenzare le scelte turistiche. Ad esempio, io sono reduce da alcuni giorni in Baviera. In Baviera il 58% della popolazione da 25 a 64 anni sceglie la sua destinazione turistica in base a Instagram, a quello che vede su Instagram. Cioè ritiene Instagram il canale più affidabile per la scelta della prossima destinazione. Questa è una cosa di cui non si può non tenere conto, ovviamente. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è quello che ci ha mostrato in maniera molto interessante Paolo Mero poco fa, credo che allora, noi ci stiamo muovendo in una fase sperimentale su alcuni temi legati all'AI e credo sia anche come dire, doveroso e stia nel nostro ruolo fare delle sperimentazioni. Perché? Perché ogni tanto ci sono delle destinazioni minori, reti, consorzi o altro, ambiti minori, che non possono permettersi di sperimentare, nel senso che non possono permettersi di fallire o non hanno le risorse economiche per poterlo fare. Per cui noi siamo, ed è corretto che sia così, siamo come dei tester per alcune cose e ci stiamo muovendo in tal senso. Però, reduci da esperienze, come dire, non sempre positive, io mi ricordo, qui c'è Thomas Tuzzi, il mio collega, che si ricorderà assieme a me, il booking delle strutture ricettive che noi avevamo integrato illo tempore, che non ha mai funzionato, o meglio, ha funzionato in maniera parziale. Perché? Perché non puoi metterti su un piano concorrenziale con chi è tanto più forte di te. Ossia, faccio l'esempio di Booking. Booking è un colosso a livello mondiale che porta a casa numeri e ha una percezione ormai nella testa degli albergatori, nella testa anche degli utenti, per cui tu non riuscirei mai a fare concorrenza. Allora noi cosa abbiamo fatto? Giustamente ci siamo spostati sul booking delle esperienze, cioè quello che tu non trovi su booking.com, e abbiamo messo a disposizione di chi genera le esperienze e delle strutture ricettive che vogliono promuoverle un sistema di prenotazione regionale delle esperienze in maniera diretta e concreta, che credo sia la cosa giusta. Concludo dicendo questo, che il ruolo dell'uomo in tutto quello che ci ha mostrato Paolo continua a essere, secondo me, molto rilevante, ma cambia rispetto a prima. Cioè, e questo è un messaggio non solo al mondo del turismo, ma soprattutto guardando in casa nostra. Non vuol dire che la macchina si sostituisce all'uomo, vuol dire che l'uomo deve prendere coscienza di un cambiamento in essere, deve conoscere questi strumenti, perché questi sono strumenti a utilizzo di, che c'è una sentiment analysis che fino a prima non c'era, per cui la macchina capisce quello che è il tuo feeling, le tue emozioni, ma non è in grado di restituirti emozioni, perché quello che abbiamo sentito prima è sicuramente una soluzione di alcuni problemi, però quello che ha in più, il delta che ha in più l'uomo rispetto a questo è l'emozione che ti riesce a dare. E la speranza è quella che, come dire, non dico ci si fermi qui su quanto possa essere invasivo un mondo artificiale. Plus che un'esperienza e un'emotività umana ti riescono a dare. Io mi fermo qui perché credo che i temi siano importanti e vadano coinvolti anche. Grazie Jacopo. Io avrei una domanda per Dario e una per Paolo. Per Dario, rimanendo sul tema dei dati ed immaginando di essere un operatore qua in sala, cioè esce da qua, dove va a cercare i dati? Che cosa, cioè, voglio sapere chi c'è stato quest'estate a grado per poter valutare se il prossimo anno, voglio sapere se le stanze erano effettivamente tutte al 100% piene, per cui posso permettermi di aumentare. Qual è il trend, qual è il tuo feeling sul trend
offering dei dati, open data, provider. Sbilanciati, poi si può sbagliare. No, no, allora, sì, uno che dice belli, bellissimi questi dati, poi come li faccio ottenere, escono fuori, mi faccio fare 2 o 3 preventivi, vedo che costano troppo e dico bello, ma non ci arrivo. Non ci arrivo come singolo, ma già con associazione, con provincia, con regione, già ci possiamo arrivare. Cosa che esempi concreti che per esempio che vedo in Italia, sia la Toscana sia il Veneto, stanno sviluppando un osservatorio turistico con questi dati qua e poi restituiscono tutto in dashboard interattive dove il singolo, cioè anche l'albergatore, l'operatore, il turista e il residente può andare a prendere ovviamente dei dati aggregati, degli indicatori, però che sono basati da questo. L'idea proprio della Commissione europea è quello di istituzionalizzare questo open data per il turismo. Ci sono diversi progetti che si chiamano Data Spaces, per esempio, dove l'Unione Europea, insieme alle destinazioni maggiori e chi ci sta già lavorando con questi dati, chi ci vorrebbe lavorare, a definire ed acquistare dei dati che vengono elaborati direttamente da loro e fornire degli indicatori che sono appunto nuovi, innovativi. Lo stesso lo sta facendo il Ministero del Turismo. Da ormai 2 anni sta acquistando dati sul sentiment delle recensioni, forse acquisterà dei dati su appunto con i dati delle celle telefoniche sulla presenza. Per ora però veramente li utilizza in maniera privata, anche se è un'istituzione pubblica, e non fa quell'ultimo gradino che abbiamo visto del data driven approach, cioè la condivisione e la restituzione delle informazioni. Quindi questi sono i trend, bisogna pensare però non tanto di dire ok, voglio la lista della spesa, voglio il big data delle telco, voglio il big data di Mastercard, dei sentiment. No, devo ben capire quali sono veramente le mie domande. Le domande da fare ai dati partono dalla destinazione del territorio, quindi anche se il sistema potrà essere regionale, nazionale o europeo, poi il dato e quindi l'informazione che voglio estrarre dal dato deve partire dalla località, dalle dinamiche di destinazione. Sì, io credo così che Promoturismo nei prossimi anni dovrà essere il collettore e l'erogatore cioè, tramite dashboard, tramite qualche forma per cui l'albergatore possa dire: ma senti, qua mi dicono che a Grado ci sono stati un sacco di ungheresi, è vero, non è vero, si sono fermati, quanto si fermano mediamente? Secondo me forse nella nostra regione dovrà essere Promoturismo che fa, perché non riesco ad immaginare che JIT o il singolo albergatore vada da Wind a comprarsi i dati delle presenze per farsi delle analisi, no? E Paolo, più o meno la stessa cosa, cioè quando contro il tuo interesse, quanto velocemente, contro il vostro interesse, quanto velocemente secondo te un albergatore o un operatore turistico riuscirà a crearsi un proprio chatbot utilizzando GPT? No, già adesso lo può fare, sì. Senza competenze tecnologiche, senza transitare. Sì, allora, ci sono già dei tool. Immaginate che la tecnologia è talmente dirompente che escono circa 200 strumenti nuovi a settimana, okay, che alla base hanno questa tecnologia qui. Quindi ci sono una quantità di startup che stanno entrando in questo mercato. Già oggi ci sono alcuni strumenti tali per cui tu gli dai il tuo sito, gli dici quali pagine, questo deve, diciamo così, indicizzare, uso una parola un po' vecchia rispetto a questo strumento qui. Quello si costruisce il suo database vettoriale, ti prende la roba, la tiene aggiornata, eccetera, ti fa un bot che dopo tu metti sulla tua home page che ti risponde un po', no? Quindi ci sono dei tool già che fanno questo. Non va contro i nostri interessi perché di fatto come dire, ci sono sempre degli strumenti automatici che arrivano fino a un certo punto. E poi c'è la competenza professionale di gente che
sviluppa, che fa, che progetta, che costruisce, che ti permette da lì di andare più in alto. Quindi già la cosa che vi dicevo prima, ok, adesso puoi farti un bot sulla tua pagina web che ti risponde, però non è una cosa integrata che ti genera una pagina web dove la risposta hai le esperienze, ecco la form di booking, ecco la mappa, ecco il percorso, ecco il PDF che ti puoi scaricare, stampare se vuoi, quello non te lo fa ad esempio. Quindi non te lo fa e non te lo farà. No, non te lo farà perché nonostante la tematica bisogna integrare le cose con i tuoi dati, il tuo database, le tue API, i tuoi servizi, e quindi lì si va un po' su una costruzione personalizzata. In ogni caso è assolutamente vero quello che sentivamo prima, cioè noi prendiamo questo strumento e abbiamo l'impressione l'impressione corretta che sostituisca persone e mestieri. Ma poi abbiamo il comportamento della persona che è flessibile ed è creativo, che prende questi strumenti e va oltre e fa qualcos'altro e quindi li utilizza per costruire servizi nuovi, cose nuove, creatività nuova. Quindi se abbiamo una persona che deve prendere le PEC di un comune e le legge tutto il giorno, le in strada tutto il giorno, e questo è effettivamente fatto così, domani abbiamo GPT che fa quel lavoro lì e quella persona lì fa qualcos'altro, no? Ovviamente, non è che deve fare quel lavoro che oggi fa che fa l'AI automaticamente. E anche la creatività, abbiamo fatto diciamo, una specie di convegno con l'Accademia delle Belle Arti tra rapporto tra creatività e AI. E c'erano alcune persone molto arrabbiate, nel senso che dicevano: no, io sono bravo a fare una certa cosa, adesso questa AI mi ruba la tecnica, no? E anche qualcuno che scrive, mia moglie ad esempio dice: io so molto bene l'inglese, ho fatto il master e il dottorato a St. Andrews, e quindi uno dei miei vantaggi competitivi è scrivere i paper molto bene, oltre alla qualità della ricerca. Basta, adesso la qualità del paper in termini di scrittura è livellata, perché tu adesso dici a GPT: guarda, questa è l'idea, devi fare questo, 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 questo e questo, gli dai le cose, GPT ti scrive con un inglese molto buono. Se tu gli dai dei paper in ingresso come stile, come quello, ti scrive in modo accademico, quindi la qualità di scrittura, quella è livellata. Se devo fare una mail e non sapevo bene scriverla, gli scrivo a GPT: guarda, questi sono i punti, fammi una mail da Nazioni Unite, cosa la fa? Quindi è chiaro che alcune cose vengono livellate e quindi bisogna andare oltre. Questo è un po' il mestiere che ci tocca fare tutti, ma non solo a me. Cioè, noi abbiamo i nostri problemi di cambiamento perché dobbiamo cambiare velocemente, ma ce li avranno tutti questi problemi qui, perché questa è una tecnologia così impattante di cui non si può fare a meno. Prima c'era un commento lì che ho letto solo parzialmente su Teams, sì, no? Che diceva: non bisogna usare GPT, ma GPT è come l'energia elettrica, è come internet, cioè sì, non usarlo è difficile, è molto difficile. È molto difficile. Certo, uno può dire: scusa, ma io questo cambiamento mica l'ho voluto, mica l'ho chiesto io. Com'è che mi arriva addosso e mi ribalta un'azienda, un'amministrazione pubblica, persone perdono il posto di lavoro? Ma chi l'ha deciso? Purtroppo nei giochi dell'economia globale, nell'avanzamento della tecnica, questa cosa non la decido, di fatto la subisco e dopo devo essere sufficientemente flessibile per cambiare. Questo sì, è quello che tocca fare. Temo che quello che stanno dicendo adesso, fermiamo per 6 mesi, no, diamoci delle regole, sarà... No, diamoci delle regole è una buona idea. Guarda, fermare... diamoci delle regole, te le puoi dare, però come sai poi le regole le rispettano solo i buoni, no? Poi c'è tutto il resto del mondo che fa. C'è il punto, voi sapete che il professor Amaduzzi sta parlando del fatto che Elon Musk più Harari, no? Famoso storico israeliano, hanno fatto questa lettera per dire: occhio che adesso, visto che questa cosa è scalabile vuol dire più dati ci metto, più questo oggetto è intelligente, e in questo momento, diciamo, i test di intelligenza fatti hanno dato a GPT-4 114 intelligenza, che non è Einstein che ha 160, ma non è neanche, insomma, no? Uno che ne ha di meno. E qualcuno dice: sì, ma siccome è scalabile, fra 6 mesi, fra 10 mesi, fra un anno, fra 2 anni, questa roba va su, e poi come tieni in gabbia una cosa che è più intelligente di te, no? Difficile.
E quindi ci sono tutte queste preoccupazioni. Bene, qual è il problema? Il problema è che non ti fermi, per quale motivo? Per un motivo molto semplice, molto banale, molto semplice. Questa roba qui va di pari passo con le armi. Quindi se andate in una fiera delle armi, oggi c'è quello che ha fatto il pilota automatico per i droni, per i razzi, per l'F-16, eccetera. Ok, quindi non si ferma. E non si ferma perché tutta la tecnologia migliore noi l'abbiamo messa sempre dentro le armi. Nel momento in cui abbiamo imparato a scheggiare una pietra di selce, abbiamo fatto una lancia e una freccia. Adesso che abbiamo queste AI qui, cerchiamo di fare, se guardate su Netflix c'è un bellissimo documentario, insomma, dove voi vedete che le AI che pilotano F-16 abbatte sempre il pilota umano. Non c'è verso che il pilota umano riesca a battere un altro F-16 che combatte in volo. Non c'è verso. Questo vuol dire, vuoi fermarti tu, ok, però dall'altra parte del mondo non si fermeranno di sicuro. E allora l'idea è, allora qualcuno dice, va bene, andiamo avanti con la ricerca, ma almeno non buttiamo fuori al pubblico modelli, quindi AI, che sono più intelligenti di GPT-4 perché l'impatto sul mondo del lavoro è talmente forte che se no abbiamo uno sconquasso sociale. Ecco, di questo io ci ragionerei, insomma, effettivamente. Questo intendevo, che darci delle regole forse non è male. Si continua a fare la ricerca per non avere uno svantaggio competitivo rispetto alle altre parti del mondo, però si sta attenti a buttare fuori dei modelli GPT-5, 6, 7, 8, tali per cui, vi faccio un esempio per capirlo in modo chiaro. Oggi, se la vostra competitività della vostra azienda, del vostro promotorismo fosse giocare a scacchi con un competitor, ok? Quindi la vostra azienda deve giocare a scacchi con un'altra azienda. Chi vince la partita prende il mercato di quell'altro. Ok? Facciamo finta che la competizione sia solo lì. Oggi voi assumereste per questa competizione un umano? Ovviamente no, perché in questo momento l'AI che gioca a scacchi è enormemente superiore a qualsiasi umano. Ok? Allora adesso vi dico, se la vostra competitività dipende dall'avvocato o dal commercialista o dallo strategist digitale, e se più avanti avrete delle AI che fanno questo in modo verticale molto meglio degli umani, andate a assumere degli umani, no? Assumete delle AI, no? Ovviamente, infatti ci sono già delle AI avvocati che vengono assunte, quindi software pagato dagli studi di avvocati negli Stati Uniti che se lo possono permettere, perché quello è un vantaggio competitivo. Quindi attenzione, è questo che intendo. Se noi rilasciamo altri modelli in modo deregolato, diciamo così, a questo punto che mi importa di avere l'avvocato fisico? Che mi importa di avere il marketer fisico? Che mi importa di avere il commercialista umano? C'ho quello digitale che magari è enormemente meglio di qualsiasi umano. E quindi quelli che facciamo quel mestiere lì cosa fanno? Quindi attenzione a questi aspetti, ecco. Sì, la vedo veramente complicata da regolare. Jacopo, solo una cosa, noi siamo stati, secondo la prima regione in Italia, già nel 2015 a comprare, a fare gli abbonamenti per avere i dati della telefonia cellulare. Quindi noi dal 2015 la regione Friuli Venezia Giulia ha avuto questa illuminazione, non li ha ancora proprio utilizzati come si potrebbero utilizzare, ma, nei rapporti anche con le altre regioni o tu che viaggi anche con gli altri country, come siamo posizionati relativamente, secondo te, come Friuli Venezia Giulia, relativamente ai big data, alla competenza e all'utilizzo dei big data? Non parlo di intelligenza artificiale perché credo che adesso non so se ci sono singole esperienze, ma non ci sono regioni che hanno immagino che abbiano sposato. Allora, devo dire che a livello nazionale c'è Enit che è un po' un collettore di tutte quelle che sono gli scenari regionali e quindi ci si trova in Enit per fare un po' il punto Di queste cose ne parlate? Di queste cose se ne parla, devo dire che Promoturismo è un po' un unicum a livello nazionale, nel senso che siamo tra i pochissimi ad avere un ente destinato e con la forza e la dimensione che abbiamo noi a gestire diversi ambiti. Se ne parla, la carenza in questo momento è la chiarezza a livello nazionale di indicazioni generali, di linee di indirizzo generali. Perché? Perché, come dire, ognuno è libero di muoversi come vuole. Quindi questa è un po' una criticità, per cui quello più illuminato, tra virgolette, o che se la sente, investesi, anche qui
possiamo permetterci di sperimentare, anche per questo motivo. Siamo piccoli a nord-est, molto poco conosciuti purtroppo. Il lavoro che stiamo facendo sulla comunicazione è improntato su questo, sul farci conoscere, e quindi siamo più avanti degli altri. Non saremo i primi, però sicuramente siamo avanti. Non che sia un grande vanto, perché la linea media generale tende a essere bastita a livello nazionale. A livello nazionale, certo. E io abbiamo ancora, cioè in teoria il tempo sarebbe finito, però io aprirei, se ci sono delle domande qui tra i presenti o tra le persone collegate, diamoci ancora 10 minuti di tempo per... Prego. Domanda su ChatGPT. Facciamo sentire anche agli stranieri. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Monfatti, però vi da 12 anni produco della TV e mi sono inventato una trasmissione sul turismo che va in onda anche su delle prime. ChatGPT è uscita con la versione 3, 3.5, 3.5 Turbo, 4, adesso c'è la 4 Turbo. Inizialmente però io l'ho scontrato per il mio campo, dava dei bug mostruosi, anche perché era fisicamente datata al 2021, se non vado errato, 2022. Adesso questo modello, questi bug li ha superati, perché ci dava un enorme mole che qualche volta erano anche inventati. Adesso diciamo, l'essere arrivati al 4.5, 4 turbo in questo caso, ha migliorato questa situazione. Allora, giro qua così, sempre che giro questa telecamera così. Allora, lei sta parlando di quello che viene chiamato allucinazione, quindi il fatto che GPT inventa le cose. Okay? Allora, c'è le prime slide che faccio del corso su GPT affrontano quel problema lì. E nella prima slide c'è scritto: GPT non è un motore di ricerca, è un modello linguistico. Se io voglio cercare qualcosa su internet, voglio sapere qualcosa, posso usare Google come facevo prima. Il modello linguistico è un oggetto diverso, è qualcosa che deve avere una eccezionale capacità linguistica, e se mi inventa le cose, il suo lavoro l'ha fatto, perché me le ha inventate bene, me le ha dette bene. Ok? Ora, non è quello il modo di usare GPT, cioè il modo di usare GPT non è quello di fargli delle query. C'era un politico, mi ricordo, che aveva detto: ma sto GPT è una schifezza, gli ho chiesto su di me e mi ha sbagliato la data di nascita. Il problema non è GPT, è che tu non sei nessuno. È questo il problema. Se tu fossi uno noto su Wikipedia, vedrai che GPT non ti sbaglia la data di nascita. Quindi GPT fa allucinazioni, cioè inventa il testo, quando il training, l'addestramento che ha fatto non comprende la cosa che gli hai scritto. Ma GPT può essere istruito, e questa è la cosa fondamentale. Quindi se tu hai una base di conoscenza, dico tu, se lei ha una base di conoscenza che riguarda la sua organizzazione, e gli dai i PDF, le domande e risposte di un call center, le pagine di un sito web, e dice al GPT, prenditi questa roba qui, ok? Viene fatto tramite un database vettoriale che crea un contesto, ma non sto a entrare nei dettagli, si può dare, e gli dici: GPT, adesso devi rispondere solo sulla base di queste informazioni qui, non inventare niente, e non usare la tua conoscenza fuori, e non cercare neanche su internet. Usa solo questi documenti. GPT non sbaglia. Prende quella conoscenza lì e mi dà quella conoscenza lì. È rischioso usare GPT come un motore di ricerca, perché se gli faccio una domanda su qualcosa che lui dovrebbe sapere o potrebbe sapere, nel caso in cui non la sa, è possibile che qualcosa la inventi. Ora, le allucinazioni si sono ridotte perché GPT ha fatto un training più ampio, e più avanti va e più cose sa. In questo momento GPT, adesso vi mostro una slide giusto per farvi capire quanto il 4 è meglio del 3.5, che eccolo qua, questa qui è la slide, adesso la condivido anche per casa così riescono a vederla. Questa qui è la slide. Allora, vedete che queste barre di avanzamento qui, su vari test che vengono fatti sotto, sono il miglioramento delle performance di GPT-4, il verde chiaro, rispetto al blu scuro, cioè al 3.5.
Allora, questi oggetti qua sono talmente complessi che non è che li posso valutare facendogli una domandina e dire, mi ha risposto meglio rispetto a 3 mesi fa su questa domanda. Li valuto facendogli fare degli esami. Allora, l'esame, quello di legge, il 3.5 era al 10° percentile. Il 10° percentile vuol dire che passa l'esame. Ma se prendo gli umani che hanno passato l'esame, il 90% degli umani ha fatto l'esame meglio di ChatGPT, ma il GPT-4 è al 90° percentile. Quindi vuol dire che se io prendo gli umani che hanno passato quell'esame, solo il 10% è meglio di GPT-4 e così matematica, biologia, statistica, psicologia, eccetera. Quindi più avanti vado, più cose sa e quindi meno allucinazioni fa. Questo certamente è vero. Però non è un motore di ricerca e quindi o io gli dico vai online, trova dei documenti e poi basa le risposte su quello e allora praticamente fa da Google, diciamo, e poi mi sintetizza la risposta, oppure devo basarmi sul know-how che ha. Se però gli faccio una domanda molto specifica e quel know-how lì non ce l'ha, è possibile che inventi le cose. Quindi l'affidabilità è effettivamente uno dei maggiori problemi dei modelli linguistici se li uso a livello personale, ma se li uso a livello aziendale, diciamo così, allora lo addestro con la mia conoscenza e lui se ne sta lì e risponde giusto all'interno della base di conoscenza che gli ho dato. Questo è come funzionano un po' le cose. Ci sono altre domande? Ciao, sono Paolo Tommaso. Volevo chiederti, dalla mia esperienza, effettivamente dare il contesto dal quale puoi trarre la risposta è la versione migliore, insomma, l'utilizzo. In termini di privacy, in termini di sensibilità delle informazioni che carichiamo, in questo momento ci sono soluzioni business che permettono di caricare documenti o informazioni su cui il modello poi non si allena? Assolutamente sì. E guarda caso ho una slide. È il tema principale, almeno a livello lavorativo. Certo. La confidenza di potermi caricare informazioni sensibili dell'azienda per potermi poi aiutare nel mio lavoro quotidiano, senza che queste informazioni vengano utilizzate da una certa azienda che fa la stessa domanda. Assolutamente, domanda pertinente. Allora, se uso ChatGPT, cioè la versione 3.5, le mie conversazioni se ne vanno tranquillamente da OpenAI che se ne sta negli Stati Uniti. Okay. Se io voglio usare questa cosa per un ente pubblico, per un ospedale, lo posso fare? Sì, lo posso fare, ma lo devo fare in un modo particolare. Devo usare l'istanza, cioè devo usare il modello GPT-4 che sta dentro il cloud Microsoft Europa. Quindi ad esempio noi usiamo, credo, l'istanza che è in Svezia, perché aveva GPT-4 come una delle prime istanze del cloud di Microsoft, quindi di Azure, che ha GPT-4, e loro cosa ti dicono? Dicono questo, dicono guarda che i tuoi input e anche gli output non sono disponibili ad altri clienti, non sono disponibili a OpenAI, cioè non va niente da OpenAI negli Stati Uniti, rimane dentro il cloud di Microsoft Europa, non vengono usati per migliorare altri modelli, non vengono usati per migliorare prodotti Microsoft di qualsiasi altro tipo, non vengono usati per migliorare Azure o altre cose, e se hai fatto fine tuning del modello, cioè che adesso non vado nel dettaglio, ma se hai personalizzato il modello con le tue cose, anche quello lì rimane privato. Quindi nessun dato va negli Stati Uniti, tutti i dati rimangono memorizzati nel cloud Microsoft e poi vengono cancellati dopo 30 giorni alla norma di legge, eccetera. Come? No, questo è anche, ci sono diversi modelli sul cloud di Microsoft. Il problema è avere l'ultimo, cercare di avere l'ultimo, e questo, diciamo, l'istanza, credo in Svezia, ce l'ha, insomma. Bene, non ci sono altre domande, io vi ringrazio voi per essere stati qua, ringrazio i relatori e cerchiamo di portare avanti più velocemente possibile queste cose nella nostra regione, magari con input che riceviamo da chi è sul territorio. Grazie a tutti e a presto. Grazie a voi.